L'opera, il lavoro di Lorenzo Poggi, di questo secondo libro, Versi corrosivi, fra l'altro anche questo titolo con questa grafica eccetera è a suo modo significativa, da un lato è un po' segnata sul piano critico, no? Ecco, questo partiamo anche da questo titolo, da questa scelta che vuole essere in qualche modo di una sperimentazione che forse oggi è meno avvertita, meno avvertibile, ma sottolinea anche la volontà dell'autore di configurarsi come autore di realtà, come autore graffiante, come autore che ha alle spalle una tradizione che è stata anche in parte evidenziata nella mia prefazione, in quanto che Lorenzo Poggi, identificato come trovatore di realtà, coglie appunto una linea, si inserisce in una linea importante, in una linea in cui la poesia trova le sue forze, la capacità graffiante che deve anche caratterizzare questo genere di poesia, perché è una poesia che trova in sé la realtà e trova lo stupore, la spina di stupore che deve sempre caratterizzare un modo di fare poesia, perché altrimenti si diventerebbe una forma giornalistica, una forma puramente cronachistica. Invece l'effetto, l'emozione poetica deve sempre poi costituire la nervatura segreta e allora ecco perché forse la scelta dell'autore di unire questa corsività, questo tutus anche corsivo, questa velocità, questa specie di graffio con l'elemento corrosivo, l'elemento graffiante che dicevamo riconduce anche a questa linea epigrammatica, questa linea satirica che affonda certamente le basi nella classicità. Infatti non è un caso che io abbia esordito parlando anche nella prefazione dell'oligarca, della tradizione greca, della tradizione teonidea, che è in qualche modo un po' la cifra gnomica, la morale. Però attenzione, perché l'autore è persona avvertita ma moderna, sa inserirsi e utilizzare abilmente questo modus facendi, questo modus poetandi di lunghissima tradizione con una forza anche molto moderna e carica anche di un messaggio che vuole essere in parte certamente anche sociale, civile, ma sarebbe forse sbagliato, comunque fuorviante identificare questa o altre forme di poesia, perché quando la poesia è sempre un coro di elementi, cioè non è civile basta, d'amore basta, la poesia è appunto una sorta di elemento che suona vibrazioni diverse in cui possiamo riconoscere le varie corde, i vari elementi che diventano appunto di volta in volta messaggio, cifra dell'autore, e questo è importante per una poesia comunque orientata verso la realtà, verso il tema civile, verso il tema della società, perché sono temi in quali si potrebbe anche facilmente scadere o rientrare nella retorica, nell'uso banale, nell'attenzione puramente attualizzante. Allora dicevamo prima, non un giornalismo, un cronachismo, ma un'azione poetica che voglia fermare con l'effetto di stupore il messaggio di realtà. Allora, la poesia. C'è chi ha bisogno di un diluvio di parole e chi le usa con parsimonia. C'è chi usa il diluvio per non dire niente e chi ne usa poche ma spiega chi perde. Ma c'è anche chi racconta storie e ha bisogno di vissuto e chi a forza di provare non azzecca mai la frase fulminante. C'è chi ci mette l'anima e chi ci mette la penna. C'è chi usa immagini per abbellire e c'è chi usa immagini per far capire. È come un pastrano multicolore tagliato ogni volta su misura la poesia. Leggere anche l'altro e poi dopo. La fabbrica della poesia. Si intagliano fronzoli tra fiori di pesco
cartoline a forma di cuore in memoria di un vecchio amore. Si sfrutta anche il mandorlo in fiore, supplisce alle idee, il quadro è perfetto, volano alti i gabbiani. C'è l'alba e il tramonto, il sole e la luna, in tutte le salse, in tutti i colori, e le stelle come coperta trapunta. Si spargono gocce come pioggia di lacrime, si risalgono fiumi per acque più pure, si rompe la roccia per guardarci dentro. Poi c'è il passato che era presente ed il futuro scomparso arrivando. C'è lo spazio del tempo e il tempo che spazia. C'è il ricordo del sogno e i ricordi sognati, ricordi di amore, ricordi di infanzia, tristi ricordi di traguardi mancati, le speranze perdute, i giorni tutti uguali, fardelli da portare, domande cattive, imboccando la strada dei senza perché. Ma è la voglia d'amata che affiora più spesso, uffa che strazia, non sta mai al suo posto, sembra sempre che lasci il calco di sé. E non è mai quella giusta, sempre quell'altra, per soffrire di più, per gridare più forte l'amore impossibile appena lasciato. Poi c'è anche l'amore che sparge melenzo l'amore per tutto senza curarsi di sfasci, di guerra e di morte.